Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Soem Immobiliare di Cagliari. Oggi siamo appunto a Cagliari, siamo nei pressi della rotonda di Santa Vendrace e quello che vi sto presentando è un nuovo appartamento nuovo sul mercato. Siamo appunto all'interno dell'appartamento e alle mie spalle, come potete vedere, c'è il nuovo portoncino blindato. Vi dico nuovo perché l'immobile è stato ristrutturato di recente in tutto quello che riguarda gli infissi sia interni che esterni, sono stati posizionati tutti gli infissi nuovi a taglio termico con vetrocamera che vi farò vedere, in più portoncino blindato, le porte interne, il bagno completamente ristrutturato e poi la levigatura di tutti i pavimenti. Questo è l'ingresso e da questa parte vediamo subito il primo vano. Tenendo presente che attualmente l'immobile è dotato di 3 vani utili, tutti e 3 attualmente utilizzati come camere, più una cucina abitabile e 2 balconi, uno che si affaccia al fronte strada e uno sul cortile interno, più un bagno. Il primo vano che vi faccio vedere è questo, adibito a camera, un vano di metratura regolare che si affaccia sulla parte del cortile condominiale e questi sono gli infissi di cui parlavamo. Usciamo dal primo vano per andare nel disimpegno. Sono così dislocate le camere, abbiamo una camera, cucina abitabile, in fondo il bagno e poi a destra la camera matrimoniale, la camera più ampia. Altro vano adibito a camera, ok? Abitato attualmente da un giovane ragazzo che ha diversi hobby, ok? Veramente particolari. Da questa parte l'affaccio di finestra sul cortile interno. Proseguiamo la visita e entriamo nella cucina abitabile. Cucina abitabile è l'unico vano che con porta finestra dà accesso al balcone nella parte interna. E andiamo a vederlo. Oh. Siamo nella parte interna del cortile e quello che potete vedere è un grande slargo su cui poterci affacciare. Rientriamo sull'immobile, dalla cucina abitabile proseguiamo verso il bagno. Bagno, come vi dicevo, dimensioni lunghe, ok? Ristrutturato. Da questa parte abbiamo la doccia e qui vasca, è un bagno completo con lavabo, bidet e WC e da questa parte finestra che accede a tutta altezza, che accede direttamente alla luce sul cortile. L'ultimo vano che andiamo a vedere è la camera matrimoniale e l'altro balcone. Bene. Camera matrimoniale estremamente ampia, ok? Di dimensioni quasi regolari, ok? Da questa parte porta finestra a tutta altezza che accede direttamente al balcone fronte strada, dove possiamo appunto godere di un panorama sulla parte dello stagno e sul porto. Balcone estremamente luminoso con un affaccio prolungato sui monti di Capoterra che porta la luminosità fino al tramonto. Entriamo sull'immobile per i dettagli e i saluti finali. Vi ricordo che abbiamo visitato a Cagliari, siamo in prossimità della rotonda di Santa Vendrace, un appartamento, siamo al secondo piano con ascensore. La tipologia dell'immobile è di 3 vani utili, più cucina abitabile, più un bagno, ristrutturato parzialmente in alcune parti. Questa potrebbe essere la prossima casa, troverete il filmato e la descrizione sul nostro sito www.soim.com oppure sulle mie pagine professionali Facebook, Instagram e YouTube alla voce Roberto Puddu, agente immobiliare. Buoni acquisti perché questa potrebbe essere la prossima vostra casa. Posso vendere anche la tua.